Ci sono botteghe a Padova che hanno più di 2 secoli di vita, alcune di queste infatti sono nate a fine Settecento, sono attività commerciali ed artigianali con un grande valore storico, artistico, architettonico ed ambientale che sono riuscite a mantenersi competitive negli anni. Beh, sono tantissime, ma iscritte all'elenco all'albo delle botteghe storiche sono circa un centinaio. Noi ogni anno c'è una data entro il 30 settembre ci si può iscrivere a questo albo, ogni anno invitiamo tutti i negozi che sono a Padova da almeno 40 anni ad iscriversi, proprio perché poi insieme a tutti gli altri negozi, ma anche botteghe artigiane, insomma, che sono iscritte in questo albo, facciamo tutta una serie di iniziative per sostenere il tessuto commerciale della nostra città, soprattutto quello più tradizionale, perché queste botteghe sono soprattutto una risorsa di questa città, una risorsa economica ma anche una risorsa culturale. Alcune botteghe hanno addirittura qualche centinaio d'anni, no? Vecchissime farmacie piuttosto che negozi di spezie, antichi bar, eccetera. Queste botteghe storiche, quelle con più di 40 anni di attività, saranno festeggiate sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 9 alle 20 in via 8 febbraio e piazza Cavour. Tra gli stand sarà possibile degustare alcuni piatti tipici della tradizione veneta, oltre che fermarsi per un aperitivo. Questo weekend saranno messi appunto a lustro questi negozi storici anche per farli conoscere alla città e a chi frequenta la città. È un appuntamento molto importante perché non tutti conoscono questi negozi.